Buonasera, siamo pochi ma certamente buoni. Anni c'è una saturazione leonardiana, o non cose non risapute comunemente almeno. Manlio Pastore Stocchi, che è il responsabile di queste conferenze, si scusa perché non era possibile oggi di venire e mi ha invitato a fargli la supplenza. Come ama ripetere Pastore, è importante tenere questi incontri di fronte a un pubblico che è minoritario rispetto che appaiono, credo, fra un paio di giorni su YouTube, dove la lezione, l'incontro per meglio dire, è riprodotto integralmente e riceve un grande numero di ingressi. Però io sono un po' della vecchia idea, anche Pastore, e spero che non siamo solo noi due, che un conto è parlare di fronte a un microfono o senza microfono, senza spettatori, e un conto è a parlare in presenza. Questo permette di fare delle domande e oltre le domande finali, quali vi invito come sempre, stimola scusate la parola abusata, una comunicazione che è diversa da quella fredda di uno che parla ad ascoltatori e a un pubblico invisibile. Quindi è per noi importante continuare ad avere un esordio orale in presenza. 2 parole di presentazione per Paola Manni, che è una studiosa molto seria ed è anche una cara amica. Ha insegnato a Chieti e da diversi anni insegna storia della lingua italiana a Firenze e è di scuola fiorentina ed è allieva di un grande studioso morto una quindicina di anni fa, Arrigo Castellani, che era il miglior conoscitore del fiorentino, che ha studiato soprattutto nella sua fase antica. Infatti, il primo libro di Paola è una edizione di testi pistoiesi che rientrava nello studio del fiorentino in rapporto ad altre varietà toscane. Ad esempio, un altro lavoro della scuola di Castellani è uno studio sui testi di Prato e così via. Ricordo con particolare ricordo, scusate il gioco di parole, un articolo, non un libro, di Paola Manni dedicato al fiorentino argenteo, che è molto importante perché, stimolata credo dal suo maestro, no? Sicuramente, sì, sì. Non diresti mai di no. Stimolata dal suo maestro, questo lavoro molti anni fa ha messo in luce le differenze tra il fiorentino del 400 e il fiorentino aureo delle Tre Corone, perché nel 400 l'umanesimo latino incide anche sugli sviluppi del fiorentino, che va un po' per la sua strada e la cosa è di notevole importanza. Paola ha pubblicato con il Mulino un volume dedicato alle Tre Corone, per l'appunto, dal punto di vista linguistico, ma con grande finezza di interpretazione,
e attualmente dirige per l'Accademia della Crusca un vocabolario dantesco, quindi rischi di essere invitata tra 2 anni per il centenario incombente di Dante. Ne finisce uno e ne comincia un altro. Di Raffaello però non nel ti mezzo occupi. c'è di Raffaello. Quindi puoi respirare nel un po'. 20 sto tranquilla. Nel 20 non ti invitiamo, va bene? No, poi non è solo... Insomma, sono anni veramente molto densi, anche per impegni di lavoro, insegnamento e con tutte le gioie della burocrazia che ci rallenta opportunamente. E come si capisce, Paola non ha paura dei grandi autori, perché è una sfida fare un libro su Dante, Petrarca e Boccaccio, e questo si conferma dallo sviluppo dei suoi studi successivi, che senza abbandonare Dante, come ho detto, perché lei dirige insomma questo vocabolario dantesco, in un secondo momento ha pubblicato molti lavori tra lingua e arti figurative, su Luca Pacioli, su Piero della Francesca, e si è dedicata da un po' di anni a studiare e a fare studiare dai suoi allievi un autore mitico come Leonardo da Vinci, mito e realtà di un grande personaggio, è banale dirlo, è molto difficile e complicato. Ricordo in particolare un suo glossario leonardiano, la nomenclatura delle macchine. Penso quindi che oggi, reduce già da varie conferenze leonardiane, abbia da raccontare cose che ha sperimentato e toccato di prima mano. Grazie. Grazie a Francesco Bruni per questa presentazione generosa. Devo a lui molto perché la collana, lui ha il volume dedicato al Trecento toscano, Dante, Petrarca e Boccaccio, fa parte di una collana diretta da lui, e quindi è lui che mi ha coinvolto in questa impresa, che insomma impegnativa ma che mi ha anche dato molto. Ora io parlerò di Leonardo, un autore molto diverso, e entro subito in argomento. Posso iniziare? Non so, ho visto che c'è una... Ecco, e quando Leonardo morì nel 1519, lasciò l'insieme dei suoi scritti autografi al discepolo Francesco Melzi. Con la morte del Melzi però prese avvio una diaspora degli autografi, che significò anche la perdita di una grande parte del materiale originario, che si ritiene fosse almeno il doppio di quello che noi oggi possediamo. Tuttavia, quanto ci rimane costituisce un corpus dalle dimensioni enormi, che complessivamente, fra codici e fogli sparsi, conta oltre 4.000 carte. Sempre in conseguenza della dispersione successiva alla morte del Melzi, i codici e le carte superstiti oggi sono conservati in sedi diverse, dall'Europa agli Stati Uniti. In Italia abbiamo il codice sul volo degli uccelli, che è alla Biblioteca Reale di Torino, il codice tribulziano a Milano, al Castello Sforzesco, e il codice atlantico, anch'esso a Milano, all'Ambrosiana. Quest'ultimo senz'altro il codice più voluminoso, consta di 1.000.000 di carte. Ci sono poi i codici di Francia, una serie di codici presso l'Institut de France,
mentre presso la Royal Library di Windsor si trova la raccolta delle tavole anatomiche, e ancora in Inghilterra, a Londra, si trovano il codice Arundel e i 3 codici Foster. D'altro lato, la storia dei manoscritti leonardiani ha aggiornamenti continui, anche recenti. Mi riferisco alle vicende che hanno portato quello che oggi si chiama il codice Leicester e che prima era detto codice Hammer, nella collezione privata di Bill e Melinda Gates. E mi riferisco poi anche alla clamorosa scoperta, il caso di dirlo, che nel 1967 portò alla luce 2 codici di Madrid conservati presso la Biblioteca Nazionale. L'insieme degli autografi leonardiani costituisce dunque un'eredità enorme, un labirinto, come spesso si dice. Ma questo non si deve soltanto a questa dispersione, a queste complicate vicende, si deve proprio anche e soprattutto, direi, ai caratteri costituzionali di quei testi. Dalla gioventù fino alla vecchiaia, Leonardo fece della scrittura un esercizio sempre più assiduo e incalzante, riempiendo migliaia di carte, nelle quali via via depositava i suoi appunti, i suoi pensieri più svariati, le sue osservazioni, i suoi progetti, i suoi abbozzi di trattato, nonché la sua contabilità, gli elenchi dei suoi libri, gli esercizi linguistici, gli esercizi che testimoniano i suoi tentativi di apprendimento del latino, i suoi giochi linguistici. Era un amante di indovinelli e creò anche molti rebus. Dunque nelle carte di Leonardo si depositano, e spesso senza soluzione di continuità, i generi più diversi, anche se certo all'annotazione di carattere tecnico-scientifico spetta un ruolo quantitativamente prevalente. Sarebbe del resto inutile cercare in quelle carte opere compiute, portate a termine. I testi fanno intravedere dei progetti, fanno intravedere gradi diversi di sorvegliatezza e di elaborazione, però nessuna opera unitaria. Se da quei codici si sono ricavate delle opere unitarie, lo si è fatto a posteriori. Si veda il libro di pittura, che è stato allestito nel Codice Vaticano Urbinarte Latino 1270 dall'allievo Francesco Melzi, e si veda anche il meno celebre trattato del moto e misura dell'acqua, copiato da Luigi Maria Arconati nel Codice Vaticano Barberiniano Latino 4332. Dati questi caratteri, sono certamente da sottoscrivere le parole di Carlo Vecce quando afferma che l'aspetto forse più distintivo degli scritti di Leonardo e il segno più radicale della loro alterità dalle convenzioni del sistema letterario è dato dalla relazione indissolubile di quegli scritti con lo strumento materiale che ne assicura la sopravvivenza, il manoscritto. Gli appunti di Leonardo si sono stratificati lungo l'arco di più di 40 anni su quelle carte, senza soluzione di continuità, con una paradossale coerenza di metodo, e l'insieme dei manoscritti si presenta in effetti come un'unica immensa opera, la cui struttura coincide con la successione cronologica di composizione dei testi. Successione cronologica che però, va detto subito, è assai problematica, perché nell'insieme dei manoscritti ci sono pochissime date dichiarate. E quindi il problema della datazione, insomma, è sempre all'ordine del giorno. D'altro lato, non esiste all'interno del grande libro di Leonardo un discorso coerente che superi la misura della singola carta, cosicché la pagina o il singolo foglio, la pagina del codice o il singolo foglio sciolto diventa una sorta di misura biologica, questo l'ha detto ancora Vecce,
per i testi di Leonardo, tutti invariabilmente concentrati all'interno di questa fondamentale misura. Questa unica immensa opera, che trova dunque il suo più coerente filo conduttore nella cronologia dei testi e la misura biologica fondamentale nella singola carta, si regge su 2 colonne: la lingua e il disegno. E qui si viene a toccare un carattere costitutivo della testualità leonardiana, che sta appunto nel binomio che lega il testo verbale all'immagine, un binomio che diventa assolutamente essenziale in quella parte particolarmente cospicua dei testi che, come ho detto, sono riconducibili al genere tecnico-scientifico, all'annotazione o al trattato di ambito tecnico-scientifico. E in molti casi si può notare come il disegno viene ad avere un ruolo primario, anche nel senso cronologico, nel senso che l'organizzazione testuale, l'organizzazione, la mise en page della carta inizia proprio dal disegno e poi interviene il testo verbale che concorre a spiegare e appunto a illustrare meglio quanto l'immagine rappresenta. Questa priorità del disegno è particolarmente percepibile nei fogli che ci restituiscono gli studi anatomici, che risalgono all'ultima parte della vita di Leonardo, epoca in cui Leonardo, sollecitato proprio dalla ciclopica impresa di dare rappresentazione al corpo umano, dichiara apertamente questa inscindibilità fra testo verbale e disegno e attribuisce al disegno un ruolo preminente proprio appunto che nell'ambito degli studi anatomici. E tu che vogli con parole dimostrare la figura dell'uomo con tutti gli aspetti della sua membrificazione, removi da cotale opinione, perché quanto più minutamente descriverai, tanto più confonderai la mente del lettore, più lo removerai dalla cognizione della cosa descritta. Adunque è necessario figurare e descrivere. Qui è molto chiaro questo, come i 2 poli, i 2 versanti. E se poi, come è sempre necessario fare, restituiamo la citazione al contesto della sua carta, ci troviamo di fronte lo splendido foglio di Windsor dedicato all'apparato muscolare scheletrico della spalla e del piede, e si può vedere come questa dichiarazione si trova proprio all'inizio della carta, fa da preambolo a una carta che direi è fra le più esemplari nel mostrare come la progressione dei disegni, di questi stupendi disegni, si dispiega, prende campo nella carta, accompagnata dal corredo diciamo subalterno, perché si capisce bene qui che le annotazioni sono state messe in un secondo momento, questo corredo subalterno ma pure necessario delle fitte annotazioni a margine, che poi si dilatano e vengono a riempire anche probabilmente oltre quello che inizialmente l'autore pensava, tutti gli spazi rimasti liberi. Ma se le tavole anatomiche ci pongono di fronte agli esiti più evoluti e straordinari a cui pervenne la simbiosi leonardiana fra il figurare e il descrivere, bisogna ricordare che tutta l'opera di Leonardo nasce e progredisce nel solco di questo rapporto fra disegno e parola. Un rapporto che affonda le radici nella formazione dell'artista, nei suoi primissimi contatti con la scrittura e con il mondo dei libri. Si ritiene oggi che Leonardo abbia
imparato a leggere e a scrivere, fatto proprio i primissimi passi in questo campo a Vinci, quando nell'infanzia, sotto la guida del nonno. E tuttavia è sicuro che è a Firenze che si compì il percorso che fu decisivo per la sua formazione, un percorso che, come si conveniva a un figlio illegittimo che in quanto tale non poteva seguire la carriera paterna di notariato, ebbe questo percorso il suo cardine canonico, quel cardine appunto della tipica educazione a cui erano instradati i ceti mercantili e artigianali nelle scuole d'Abaco e nell'apprendistato. Questi sono i cardini della formazione di Leonardo: l'Abaco e l'apprendistato, la bottega. E quindi i primi libri con cui Leonardo ebbe una certa dimestichezza furono senz'altro proprio i libri d'Abaco e i libri di bottega che circolavano in quegli ambienti, quali ad esempio la bottega del Verrocchio. Libri d'Abaco e libri di bottega, generi entrambi legati a una testualità tutta imperniata sulle cose e che aveva nel disegno un supporto continuo e indispensabile. E da questi modelli si deve ricordare che Leonardo trasse tanti aspetti, insomma, che rimarranno tipici anche della sua forma mentis, ma trasse proprio anche il tipo di scrittura, perché la scrittura di Leonardo rimase per tutta la vita quella che i paleografi chiamano una mercantesca, che è un tipo di scrittura che si era formata negli ambienti artigianali fiorentini nel corso del Trecento. Nel Quattrocento si era cristallizzata in determinate forme ed era diventata proprio scrittura tipica, identificativa di questi strati culturali, artigianali e legati, insomma, alle professioni. E quindi, come dicevo, Leonardo si mantenne sempre fedele a questa grafia mercantesca, che poi era una mercantesca particolare, nel senso che, come tutti sanno, aveva un procedimento da destra a sinistra, la cosiddetta mancina rovesciata. E vengo ora alla lingua. Anche la lingua di Leonardo per certi aspetti mantenne una straordinaria fedeltà a se stessa. Processi di acculturazione e lunghe permanenze fuori Firenze non intaccarono o intaccarono solo marginalmente certi aspetti della sua lingua, e mi riferisco qui in particolare agli aspetti fonologici e morfologici, la grammatica, possiamo dire, no? Che restano ancorati fondamentalmente al fiorentino del tardo Quattrocento, e come già ricordava Francesco Bruni, il fiorentino del Quattrocento è una lingua ben diversa dal fiorentino aureo cosiddetto del secolo d'oro, del Trecento, il fiorentino in cui scrissero i grandi autori del Trecento toscano. Ormai il fiorentino fra 300 e 400 matura una serie di trasformazioni molto vistose, tuttavia il vecchio e il nuovo coesistono, e si parla anche per questo di uno stato di anarchia della lingua quattrocentesca. Questo carattere raggiunge i massimi livelli negli ultimi decenni del Quattrocento. Poi basterà varcare la soglia del Cinquecento perché si creino le condizioni del tutto nuove che porteranno il fiorentino a diventare lingua grammaticale e fissandosi secondo i principi depositati nei grandi del Trecento, vero? La tappa emblematica
grammatica nel 1525, le prose della volgarlingua di Pietro Bembo, però l'itinerario biografico, intellettuale e linguistico di Leonardo si compie tutto prima di quel discrimine. E a quell'epoca precedente, e quindi alla regolamentazione grammaticale, va naturalmente ricondotto. Quindi accade così che alcune forme della sua lingua che ci colpiscono, come ad esempio fussi per fossi, oppure forme verbali come vadino per vadano, oppure i possessivi na, i fatti sua, che oggi hanno un marchio fortemente popolare, all'epoca non lo avevano, quindi vanno riportate a quell'epoca pregrammaticale in cui si manifestarono. Molto più interessanti e permeabili al mutamento e significativi, insomma, saranno invece anche altri aspetti della lingua di Leonardo, come presto vedremo. Dunque è giunto il momento di rendere il nostro discorso più concreto, avviare un percorso reale nei testi che vorrei però capace di rappresentare la lingua di Leonardo, il suo evolversi nel tempo, perché ho detto per certi aspetti ci fu un evolversi, anche un evolversi molto significativo, però ecco, vorrei che questi testi potessero delineare anche un itinerario significativo nell'universo del suo sapere, e quindi non a caso scelgo di partire dal campo della meccanica, che è senza dubbio uno dei settori a cui Leonardo si applicò con la maggiore continuità nel tempo, e raggiungendo anche gli esiti più geniali, fra gli esiti più geniali, fra quelli insomma che lo portarono a esiti più geniali. Partiamo dunque da quel manipolo di foglia anteriore al 1482, perché il 1482 segna una data molto significativa nella biografia di Leonardo, perché nel 1482 Leonardo lasciò Firenze. E quindi il manipolo, insomma, sono pochi i testi anteriori al 1482, sono i testi di un Leonardo giovane, quando nel 1482 aveva 30 anni quando lasciò Firenze, insomma, relativamente giovane ancora, ma con strutture linguistiche certamente ormai pienamente formate e anche esercitate, anche se certo i testi, perlomeno quelli che sono giunti a noi, sono abbastanza pochi e sono anche molto frammentari. Sono relativamente poche le annotazioni compiute, sono spesso testi appunto molto frammentari. Fra le annotazioni, diciamo, dotate di una maggiore compiutezza c'è, a questo periodo, c'è questo, e qui si percepisce subito lo stacco rispetto a una prova di penna e di disegno come quella affidata alla carta precedente. Ovviamente qui è proprio Leonardo alle prime armi, Leonardo che disegna e descrive, disegna da immagine e testo, con l'intenzione di descrivere una macchina molto semplice, un semplice strumento per fare lamine di stagno. Il disegno in basso non ha attinenza con il testo, invece quello in alto sì. Ora però, prima di procedere alla lettura, preciso che questa immagine, come tutte le altre che propongo, sono riprese dall'archivio Eleo, che vi segnalo nel caso voi vogliate
leggere e vedere la riproduzione digitale dei fogli di Leonardo, di tutto il lascito di Leonardo. Questo è un archivio digitale allestito dalla Biblioteca Leonardiana di Vinci, consultabile al sito di rete della Biblioteca Leonardiana, oppure anche al sito www.leonardodigitale.com. È uno strumento questo importantissimo, che è stato allestito perché da qualche anno, e attraverso questo strumento si possono visualizzare, richiamare, sfogliare in pratica tutti i manoscritti di Leonardo. Fra l'altro con la possibilità di riportare la famigerata scrittura mancina rovesciata che procede da destra a sinistra l'ordine che è per noi consueto, e quindi questo facilita per noi la lettura. Altrimenti bisognerebbe, con lo specchio, però tanti leonardisti che hanno dedicato la vita a Leonardo non hanno bisogno neppure dello specchio per leggerlo. Io no, veramente io mi avvalgo della possibilità di riflettere. A proposito delle trascrizioni, va detto che queste trascrizioni che io offro ora, dei testi, sono fatte ora nell'archivio, in questo archivio che voi potete trovare appunto sul sito della Biblioteca Leonardiana di Vinci. È data anche si può sfogliare il manoscritto e insieme anche il testo corrispondente. Il testo corrispondente basato sulle edizioni correnti, che sono edizioni curate da illustri leonardisti in quella che è l'edizione nazionale degli studi delle opere di Leonardo da Vinci, vero? Ecco, però le trascrizioni che io offro sono non coincidono con queste trascrizioni, ma sono state fatte seguendo i criteri stabiliti da Enrico Castellani, che sono riconosciuti dagli storici della lingua come particolarmente utili perché consentono la massima fedeltà alla grafia del testo, e anche la grafia è importante ovviamente, e pur introducendo alcuni espedienti, alcuni espedienti e segni paragrafematici che aiutano nell'interpretazione. Quindi sono una via di mezzo, diciamo, fra una trascrizione interpretativa che può modernizzare, e questo insomma noi linguisti non ce lo vogliamo permettere, e una trascrizione diplomatica in tutto e per tutto che insomma è abbastanza ostica, no? E quindi una via di mezzo, che un compromesso che rispetta i valori grafici e naturalmente fonologici, grammaticali del testo, però fornisce attraverso la punteggiatura una certa chiave interpretativa per capire, no? Se l'edizione puramente diplomatica certamente è un'edizione ostica, un'edizione che insomma un po' respingente. Invece questo è un compromesso e sono criteri utilizzati molto ritenuti insomma dagli storici della lingua. Ecco, ora vorrei leggere dunque questa annotazione che corrisponde a quella appunto che ho fatto vedere, l'annotazione, questa carta che correda il primo disegno,
ed è un'annotazione in cui Leonardo, non ancora trentenne, descrive uno strumento molto semplice che consiste in sostanza in una cassetta con dei fori sul fondo su cui si mette prima uno strato di rena molle che fa tenuta, poi uno strato di rena asciutta, quindi uno strato di stagno fuso, e quando la rena molle si asciuga esce dai fori insieme al resto della rena e sul fondo della cassetta resta la lamina di stagno. Modo da fare piastre sottili di stagno. Ma tieni questo modo. Abbi il primo tratto la cassetta nel modo che di sopra è figurata e riempi il suo fondo di spessi e minuti fori e togli rena molle e fanne un suolo sopra i detti fori e con la rasiera che v'è di sopra figurata pianala in modo sia eguale. Di poi toi uno staccio e mettivi dentro rena asciutta e stacciala sopra la rena molle e componi tanto rimanga la sua superficie asciutta e radi con la medesima rasiera. Di poi gitta lo stagno nell'una delle teste che si è fonduto e va tirando la rasiera pianamente in modo giunga insino da piè della doccia ed è fatta. Ora, questa annotazione ci dice molto di quello che fu il punto di partenza di Leonardo come scrittore e ce lo dice in primo luogo attraverso l'organizzazione testuale. Tutta l'organizzazione di questo discorso, infatti, è calcata, direi pedissequamente, sulle modalità espositive che erano tipiche dei libri d'Abbaco. I libri che insegnavano ai mercanti e ai tecnici la matematica professionale, per usi professionali. Ecco, ora le analogie si possono confrontare. Ho messo sotto ho riprodotto sotto uno dei tanti problemi abbachistici, e noi abbiamo tantissimi libri di Abbaco, vero? E quindi si può facilmente vedere come la struttura della notazione leonardiana sia calcata proprio sulla organizzazione, sulle modalità organizzative testuali che erano proprie dei libri d'Abbaco. Se noi percorriamo, vediamo che ad esempio entrambi i testi hanno una organizzazione periodale scandita dalla serie incalzante degli imperativi riferiti al lettore, quindi da un lato tieni, abbi, riempi, togli, fanne. La struttura del discorso è tutta fatta da una sequenza di imperativi e anche questo lo stesso nei libri d'Abbaco, vedete un libro d'Abbaco, quello che è riprodotto sotto il brano leonardiano è un libro, è preso da uno delle centinaia di problemi che si susseguono nei libri d'Abbaco, sempre con una medesima struttura che anche Leonardo evidentemente ha acquisito. Anche qui tutto è, diciamo, l'intelaiatura del discorso è fondata dagli imperativi che sono in blu, sono evidenziati in blu nel libro, nella annotazione leonardiana: abbi, riempi, fanne, togli, pianala, toi, cioè togli, stacciala, componi, radi, gitta, è tutta una serie di indicazioni precise che si dà al lettore, e nel libro d'Abbaco naturalmente di moltiplica, giungi, trova. Quello che però ancora più direttamente si può notare come corrispondenza è la presenza di determinate formule, la formula che separa l'esposizione del problema dall'avvio della risoluzione,
in rosso, tien questo modo, dopo, modo per fare piastre sottili di stagno. Questa è l'esposizione del problema. Tien questo modo. E il problema invece fa così. È una cerniera, è una formula testuale che segnala il passaggio dall'esposizione, l'enunciazione del problema a quello che è il procedimento risolutivo. E poi è eloquente particolarmente la formula finale che sancisce la risoluzione raggiunta, che è identica, entrambi terminano ed è fatta, alla fine, ed è fatta, ce l'abbiamo fatta. L'altro aspetto del brano leonardiano su cui vale la pena soffermarsi è costituito dalla grafia. Io ho detto prima che l'aspetto, tanti tratti dell'aspetto fonologico e morfologico non sono tanto significativi, ma molto più significativo è l'aspetto grafico. La grafia, e qui non mi riferisco alla tipologia grafica mercantesca, ma mi riferisco alla grafia linguisticamente intesa come sistema di segni grafici nel loro rapporto con i suoni. In un'epoca pregrammaticale fluida come quella quattrocentesca, il sistema degli usi grafici di un autografo, di un autore nei suoi autografi, ci offre una testimonianza particolarmente genuina di quello che era lo status socioculturale dell'autore. E nel brano leonardiano si possono mettere in evidenza una serie di usi grafici a cui Leonardo è particolarmente fedele, costanti nel periodo giovanile, ma poi se li porterà dietro anche in seguito, ovvero l'uso di CH, costante per esprimere le occlusive velari, come si vede in rosso, cassetta, figurata, colla, componi. Poi richiama la nostra attenzione anche un uso delle doppie all'inizio di parola, in blu, da fare, e minuti, e togli, con cui uso molto comune nel Medioevo, con cui veniva rappresentato il cosiddetto raddoppiamento fonosintattico. Ecco, degno di maggior rilievo può essere l'uso della doppia S preconsonantica che si conserva sempre, che si conserva ad esempio in piastre, teste, dunque nella serie che mi sembra di avere evidenziato in verde, solo mi sembra in verde, io non la vedo bene, piastre, vedete, estacciala, lo stagno, teste, cioè sia in posizione interna sia all'inizio di parola si ha una doppia S che noi sentiamo molto anomala, ma che era abbastanza diffusa all'epoca, soprattutto presso coloro che usavano la mercantesca, e rende conto di quello che il mio maestro Arrigo Castellani ha definito il grado medio forte delle consonanti, perché in effetti le consonanti in questa posizione, la S in questa posizione preconsonantica davanti a un'altra consonante, viene ad avere un grado cosiddetto medio forte, cioè intermedio fra una S prettamente scempia, cioè tenue, e una S invece raddoppiata. Però anche questo è un uso abbastanza diciamo comune, perlomeno presso gli scrittori di mercantesca. Il tratto grafico più significativo si coglie in absentia ed è dato dalla assoluta mancanza di scrizioni latineggianti. Siamo in un'epoca, nel tardo Quattrocento, in cui l'osmosi fra volgare e latino a livello grafico è diffusissima e certo questa scrittura di Leonardo giovane che emerge in questo brano, ma si riconferma anche, direi quasi costantemente, in tutto
il corpus degli scritti anteriori al 1492 è un tratto notevole. È un tratto notevole che conferma un tipo di formazione assolutamente priva di fondamenti umanistici, tutta ancorata a quegli ambienti, come le scuole d'abaco e le botteghe, dove si faceva un uso puramente strumentale dello scrivere. Il trasferimento da Firenze a Milano nel 1482 segna un punto di svolta decisivo per l'itinerario intellettuale di Leonardo e anche per la sua maturazione linguistica. E la testimonianza più eclatante, se vogliamo rimanere nell'ambito della meccanica, ce la dà il primo codice di Madrid, il codice 8937 della Biblioteca Nazionale di Madrid, composto a Milano nell'ultimo decennio del 400, un Leonardo maturo quindi. Questo codice ci restituisce la fase più avanzata di un progettato libro sugli elementi macchinali ed è particolarmente rappresentativo anche nel complesso dell'opera tutta di Leonardo, degli autografi leonardiani pervenuti, perché si può dire che in questo codice si ravvisa il grado più alto di elaborazione formale, cioè non è un'opera compiuta, portata a termine, però è un'opera vicina alla compiutezza. Peraltro qui abbiamo la meccanica, la trattazione delle leggi della meccanica portata ai massimi livelli teorici, e anche il disegno ha fatto progressi notevolissimi. Ecco, ora io la visione di qualche carta intanto del codice del primo codice di Madrid ci dà l'immediata percezione di questi risultati raggiunti, di quanto prodigiosamente sia accresciuta la sapienza leonardiana nel calibrare immagini e parole. Rivediamo qui abbiamo la carta 4 contenente sul recto una grande molla spirale e sul verso dei singoli componenti di questa macchina. Questa è una delle poche carte, insomma, non a caso si trova in questo codice, insomma, portato a un livello di finitezza così elevato, in cui c'è una coerenza da una carta all'altra, perché quello che è raffigurato nella carta, nel verso a destra, è coerente, sono singoli pezzi appunto della macchina tutta, che è una grande molla a spirale. Oppure possiamo vedere nella carta 115, nella carta 65V, una macchina per filare molto, insomma, raffinata, un filatoio, con la relativa spiegazione. Nella carta 70R una vite perpetua, e altre macchine, vedete come l'impaginatura stessa ci prelude insomma ad una trattazione portata ad altissimi livelli di elaborazione, quasi diciamo preliminare ad una possibile stampa, ma Leonardo non portò mai niente alle stampe. Questa carta ci dà invece, non ci dà l'immagine di una macchina intera, ma di una singola componente, gli ingranaggi. Qui Leonardo, questa è una delle carte in cui Leonardo studia gli ingranaggi interni alle macchine. E io mi soffermo su quest'ultima carta che, come si legge poi nel titolo, tratta dei denti e loro diritture. Questo è il titolo che si vede nella parte alta, non è riflessa, ma insomma denti e loro diritture. Quindi il profilo dei denti studiato in funzione dell'accoppiamento. È un
tema molto arduo, vero? E qui Leonardo, ci dicono gli storici della scienza, affrontato da Leonardo con un rigore teorico che non si era mai avuto prima. E ora metteremo a fuoco la parte due note, 2 delle 7 note che si succedono, e le leggiamo. Quando il contatto fatto dal mezzo della fronte del dente col mezzo della concavità della crenna che riceve sarà fatto sulla propria linea, che s'astende infra il centro del carello e della rota, allora i lati di tal dente non debbono essere tocchi in nessuna parte dagli oppositi denti che rinchiudano, ovvero dai lati della crenna che lo riceve. Qui è bene dire fin da subito che crenna, insomma spiegare quelli che sono i 2 tecnicismi più ostici, che sono appunto crenna che indica l'incavo fra i denti di una ruota dentata, e carello che indica la minore delle 2 ruote dentate, il disegno naturalmente. Ecco, la crenna è l'incavo che c'è fra la dentatura e il carello, la ruota dentata maggiore, e poi il carello è la più piccola delle due ruote. Ora, questa prima annotazione che ho letto ci dà la di come Leonardo, a questa altezza ormai maturo, insomma, anche alle prese con un argomento estremamente arduo, come quello appunto di dare indicazioni sull'accoppiamento di questi rotismi, ha mezzi linguistici padroneggiati, insomma, adeguati e padroneggiati con efficacia e autonomia, in piena autonomia. Questa è una speculazione teorica assolutamente nuova, quella delle ruote dentate. Quindi abbiamo qui un saggio di prosa scientifica rigorosa, asciutta, funzionale. Continuiamo a leggere l'ultima annotazione. Tu, il quale desideri i moti per via di rote dentate, sappi che innanzi che entri in tal cimentazione ti bisogna prima bene, anzi perfettamente, sapere accompagnare la dentatura della rota con la dentatura del suo carello, altrimenti la tua fatica è vana. Ecco, qui c'è un sensibile stacco rispetto alla prima, come spesso accade nella prosa leonardiana, da una modalità didascalica, prettamente didascalica, si passa a una dimensione di tensione espressiva, che mette in luce l'io dell'autore, che qui interviene e rivolge al lettore un appello volto a rivendicare con una certa enfasi il valore dell'esperienza. Quindi tu che desideri i moti per via di rote dentate, prima di entrare in tal cimentazione, impara affidati all'esperienza e a questo sapere accompagnare la dentatura della rota con la dentatura del suo carrello, altrimenti la tua fatica è vana. Quindi un Leonardo che, come in tante altre parti, ribadisce il valore dell'esperienza, il valore fondante dell'esperienza. È un appello al lettore e siamo a un culmine di sostenutezza stilistica, e che ci mostra come Leonardo abbia a questo punto a disposizione anche degli strumenti retorici. Qui l'uso del tu non è il tu dei libri d'Abba, come è il tu della fictio dialogica della trattatistica medievale.
anche dal punto di vista sintattico si notano delle inversioni come ad esempio il verbo reggente che viene ritardato nella sequenza ti bisogna prima bene, anzi perfettamente sapere accompagnare, mentre nella prima annotazione l'ordine era lineare, piano. Sul versante delle scelte lessicali, forse ho già marcato insomma, l'importanza che ha quella voce cimentazione, che come cimento, che poi sarà la parola corrispondente usata da Galileo, cimentazione ha il senso di esperimento, prova, quindi un richiamo diretto all'esperienza, al valore fondante dell'esperienza per la scienza, per la speculazione scientifica. Ora però se cimento, la parola cimento nel senso di esperimento e anche il verbo cimentare, sperimentare, sono attestati già alla fine, già nel 300, la forma cimentazione è un apax. Insomma, i dizionari storici non la riportano, abbiamo solo quest'unica attestazione di Leonardo e quindi non è azzardato pensare che la creazione della voce in questa variante suffissale sia dovuta a Leonardo stesso, che di fatto fa un uso estesissimo di suffissi di matrice dotta come questo, azione, izione, amento, imento, e li utilizza proprio per dare un'impronta nobilitante alle parole. E a questo, e non solo, diciamo, già ha questa, insomma, l'uso di suffissi dà un'impronta nobilitante, connotativa alla parola, ma anche consente in certi casi, in molti casi, di allargare il patrimonio lessicale, fornendo nuove parole. E quindi assecondando poi quello che era un precetto degli umanisti che raccomandavano di derivare ampiamente, di usare ampiamente procedimenti di derivazione. Ecco. Ora questo suffisso azione peraltro si rivela uno dei più amati da Leonardo, perché noi abbiamo in un manoscritto, il Trivulziano, una lista di parole, è un manoscritto sui generis, il Trivulziano, perché ci restituisce elenchi di circa 8.000 parole, ecco, e ben ripresi da alcune fonti che sono state anche in parte identificate, e ben 476 parole del codice trivulziano escono con questo suffisso azione. Quindi è senz'altro produttivo per Leonardo. La voce cimentazione poi merita di essere segnalata anche dal punto di vista grafico. Ora ritorno al testo, ecco perché cosa ci dice. Se nei testi giovanili avevamo notato la totale assenza di grafie latineggianti, noi possiamo ora constatare che Leonardo ha acquisito e saldamente acquisito grafie di tipo latineggiante, appunto cimentazione, cimentatione, scritto col gruppo etimologico TI per l'affricata alveolare. Ma non solo, annotazione, la seconda annotazione ci mette di fronte anche a un paio di grafie pseudo-etimologiche, vero? Entri con l'H è arbitrario, e anche
voce del verbo essere con l'H. Ora non si deve pensare, è vero che Leonardo fece molti sforzi per imparare il latino e non arrivò mai probabilmente a padroneggiarlo, però certamente sapeva che est non aveva H, quindi questo sono grafie pseudo-etimologiche che vanno ricondotte non a un'ignoranza, ma a una diciamo a una pratica umanistica che tendeva insomma ad abbondare, infatti le ritroviamo anche in autori di provata conoscenza del latino. Non ho toccato fin qui il grande tema della terminologia tecnico-scientifica, di cui questi due brani danno certo una campionatura assolutamente modesta, e tuttavia capace di instradarci verso le fondamentali componenti di questo lessico settoriale, quello della meccanica, oggi diremo la meccanica applicata, che è in tanta parte formato da nomi quotidiani, comuni, che acquisiscono una determinata accezione tecnica: fronte, dente, e quindi dentatura, rota dentata. Ma ci sono qui tanta parte del lessico della meccanica pratica, della meccanica applicata, che è una scienza venuta dal basso, legata alla pratica artigianale, mantiene ancora viva questa impronta genetica, questo riferimento insomma a una realtà pratica. Si pensi a voci come albero a gomito, coda di rondine, madrevite, o anche femmina, maschio e così via. Più prettamente tecniche, le due voci su cui mi sono già soffermata: crenna, che voleva dire incavo, scanalatura, indica l'incavo interno ai denti di una ruota, e carello, che indica la minore delle due ruote dentate. Ecco, quindi qui crenna è sicuramente un lombardismo, come ci dicono le altre attestazioni presenti in quell'area, e carello invece è una voce che resta priva di riscontri, e anche questa probabilmente di ambito lombardo. Perché se è vero che il nucleo fondante della terminologia meccanica di Leonardo proviene dall'ambiente toscano, molte parole poi si aggiungono anche nella sua lunga permanenza, attraverso la sua lunga permanenza a Milano e il contatto con i cantieri e gli artigiani di quell'area. Ecco, qui se noi oggi si è avviata una indagine, diciamo, ampia, è in corso una indagine ampia sulla terminologia tecnico-scientifica di Leonardo, si deve a questa iniziativa dei glossari leonardiani che sono pubblicati dall'editore Olsky e nati come supporto, concepiti dal Romano Nanni, che fu compianto direttore della Biblioteca Leonardiana di Vinci, e nati appunto come supporto all'archivio che ho già citato, Eleo. E quindi questi sono riprodotti, pubblicati da Olsky, e come si vede abbiamo un glossario della meccanica, un glossario della ottica e prospettiva, e un glossario, l'ultimo arrivato, recentissimo, dell'anatomia. Ecco, ora io mi rendo conto di avere forse ancora posso contare su una decina di minuti? Sì, per arrivare. Ecco, volevo far vedere come in questi glossari raccolgono un migliaio di termini, questi 3 glossari che sono stati fin qui pubblicati, ma l'iniziativa è in corso. Quindi qui
possiamo vedere come, sono tutti esempi tratti dal primo codice di Madrid, come l'attenzione di Leonardo per la terminologia lo porti spesso a registrare più voci che erano diffuse nella realtà dell'epoca, e quindi spesso associando anche dei geosinonimi, cioè parole che l'otro o verbaga o vogliamo dire mantaci. Qui abbiamo l'otro affiancato, che è voce toscana, affiancato da baga, che è come Crenna un settentrionalismo. Ecco, e del resto qualche volta è addirittura dichiarata, insomma, l'appartenenza delle varie soluzioni lessicali, no? Questo esempio ultimo tratto dal codice Foster: alcuni strumenti operati dalle donne, fatti a comodità di raccogliere orfili, i quali appresso fiorentini son detti arcolai e de lombardi bicocche. Quindi c'è un'attenzione vigile per la lingua, e non mancano anche di definizioni. Ecco, ma ora io vengo quindi da questa attenzione che Leonardo dedica alla lingua, che non manca poi in altri casi di esprimersi anche in delle vere e proprie definizioni. Qui siamo di fronte a quella che oggi noi chiameremmo, ad un organo, insomma, che noi chiameremmo Biella, AN è quel membro che appresso gli ingegneri è detto mezzano, perché è proprio mezzo infra il manico che lo muove e la cosa mossa da lui. Quindi si spinge anche in vere e proprie definizioni. Però a questo punto vorrei avviarmi, insomma, alle conclusioni e con la domanda, questa sosta sulla terminologia e questo interesse specifico che ultimamente è dedicato alla terminologia di Leonardo, cosa ci porta a dire? Insomma, Leonardo è stato anche inventore di parole, ha esercitato la sua creatività anche in campo terminologico. In che misura Leonardo è stato creatore di parole? Allora, da quello che si può dedurre sulla base di quanto, insomma, di questi glossari che sono stati già pubblicati, diremmo che certo, anche in campo terminologico Leonardo ha lasciato un segno di creatività, agendo talora da un omaturgo nel senso miglioriniano del termine, per esempio nel caso di cimentazione, creando, insomma, delle parole. Però soprattutto è sul piano della semantica che ha agito, dando nuovi significati tecnici a vocaboli già esistenti e trasferendoli da un settore all'altro attraverso processi di riuso e rideterminazione. Ecco, via via che attraverso i glossari si ricompongono i pezzi di questo macrosistema della terminologia tecnica leonardiana e scientifica, viene alla luce una trama fittissima di relazioni e dinamiche che si intessono fra i diversi campi del sapere. E la prova più eclatante ce la danno ancora i termini della meccanica, i tanti termini della meccanica a cui Leonardo esprime una forza espansiva nella convinzione, da lui maturata, che la scienza del moto costituisca l'elemento strutturante della natura. E quindi qui questo lo dice negli ultimi scritti: la scienza strumentale, ovvero macchinale, è nobilissima e sopra tutte le altre utilissime, con ciò sia che, mediante quella, tutti i corpi animati
che hanno moto fanno tutte loro operazioni, che anticipa poi la famosa indicazione impartita in un foglio del corpus anatomico, fa che il libro degli elementi macchinali con la sua pratica vada innanzi alla dimostrazione del moto e forza dell'uomo e altri animali, perché mediante quelli tu potrai provare ogni tua proposizione. Ecco, quindi non ci stupiamo dunque che nella descrizione del corpo umano, quindi torniamo ai fogli di Windsor da cui siamo partiti, ritornino tante parole della meccanica, ad esempio snodatura nel senso di articolazione, chiavatura per giuntura del ginocchio, forcella usato con riferimento al gomito, lieva e contrallieva usate a proposito dei movimenti degli arti superiori e inferiori, polo del piede, ma termini della meccanica poi abbondano anche nella descrizione dell'apparato cardiocircolatorio, dove si parla di. E qui ecco, colgo l'occasione per far vedere alcuni di questi stupendi disegni di anatomia tratti dai fogli di Windsor, e questo è appunto si arriva a questo che è il cuore, l'apparato cardiocircolatorio, dove si parla di armature ovvero sostentacoli dei pannicoli che rivestono il cuore, e di cardini per indicare i punti della parete aortica su cui fanno leva le cuspidi valvolari dell'aorta, cioè c'è un reimpiego ampio reimpiego di termini della meccanica nel campo della anatomia. Attraverso la meccanica si viene dunque a contatto con uno dei gangli più vitali e produttivi della terminologia leonardiana e si coglie quindi l'atteggiamento che l'artista ingegnere ebbe nei confronti del lessico tecnico-scientifico, del lessico in generale, un atteggiamento duttile, che non imprigiona il termine nella sua specializzazione, ma lo lascia aperto, libero di esprimere le molteplici corrispondenze insite che Leonardo ravvisava nella natura e nelle leggi e nelle sue leggi. E questo carattere di mobilità e forza espansiva del codice verbale che gli deriva dalla sua dilatazione sul piano semantico, in primo luogo, lo porta Leonardo ad avere una piena fiducia nella lingua, nella capacità della lingua di nominare le cose. E quindi qui abbiamo questa dichiarazione tarda in uno dei fogli anatomici di Windsor: considera bene come mediante il moto della lingua, con l'aiuto degli labbri e denti, la pronunziazione di tutti i nomi delle cose ci sono note, e i vocaboli semplici e composti d'un linguaggio pervengono agli nostri orecchi mediante tali strumenti, li quali, se tutti gli effetti di natura avessino nome, s'astenderebbero in verso lo infinito insieme con le infinite cose che sono in atto e che sono in potenzia in natura. Però è altrettanto vero che nell'infinità dei vocaboli già disponibili o potenziali, lo scienziato, lo speculatore della natura, deve scegliere quelli che risultano più chiari ed efficaci in una inesausta ricerca di esattezza. Ricordo che esattezza è la parola che Calvino nelle sue lezioni americane mise a emblema della prosa di Leonardo, ed è parola da riconfermare in tutta la sua pregnanza, anche alla luce degli studi che ultimamente hanno messo a fuoco i caratteri del lessico tecnico-scientifico depositato negli autografi. E mi piace
E mi piace ora concludere con un'ultima annotazione. Vi ringrazio e mi scuso se mi sono anche un po' protratta, ma un'annotazione che insomma dalle altezze della speculazione sul linguaggio, che pure Leonardo toccò con molta perspicacia, ci riconduce alla lingua in atto, no? dalle infinite potenzialità che la lingua ha, ci riconduce a quella che è la lingua in atto, quella lingua quotidiana che tutti pratichiamo, che tutti parliamo, e ci impartisce una raccomandazione semplicissima, però che è valida ieri come oggi. Non fare come quelli che, non sapendo dire una cosa per lo suo proprio vocabolo, vanno per via di circuizione e per molte lunghezze confuse. Un richiamo quindi all'esattezza che Calvino eleggeva emblema della prosa leonardiana.